Piccolo disclaimer che sto registrando dopo aver registrato il video, ma che inserirò come parte iniziale prima che cominci. Questo video potrebbe risultare poi falso perché si basa su un articolo di giornale, lo dirò anche poi nel video, e quindi potrebbe trattarsi di un qualcosa che io mi auguro fortemente sia soltanto inventato o creato solo per acchiappare qualche click. Ci tengo a specificarlo. Però prendete questo video come se quello che è uscito nell'articolo fosse effettivamente vero, ok? Bisogna specificare questo perché bisogna entrare anche un po' nell'ottica, quindi speriamo ovviamente sia uno scherzo, perché molte volte è brutto da dire, però sono poche le testate giornalistiche che parlano del Cagliari, che hanno fonti autorevoli e che scrivono cose effettivamente legittime. Però era un argomento che mi ha parecchio scaldato, quindi ci tenevo a fare questo video. Però ripeto, è ovvio, potrebbe essere una cazzata immensa, sono io il primo a saperlo, però guardate questo video presupponendo che quello che c'è scritto sia vero, ok? Detto questo, vi lascio il video. Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Un video che si è ritenuto necessario dopo un articolo che mi è comparso mentre stavo cazzeggiando con il cellulare. Chi era presente nella live di ieri, anzi dell'altro ieri in questo caso, saprà di cosa sto parlando. Chi non lo sa lo vedrà adesso. Allora, ci tengo a specificare perché non si sa mai qualcuno, non sono stato sponsorizzato per fare questo video, ok? Allora, è partito tutto da una notifica che mi è arrivata da OneFootball, perché io utilizzo OneFootball, o meglio, è una delle applicazioni che uso. Per questo dico che non è un video sponsorizzato. Anzi, ce ne avrei parecchie di critiche da fare per quanto riguarda OneFootball. E sostanzialmente OneFootball, per quanto concerne le notizie del Cagliari, è un po' diverso diciamo dalle versioni con chi tifa magari squadre un po' più famose, un po' più tifate, perché nel caso del Cagliari si affida ovviamente a siti che sono esclusivi del Cagliari, quindi fa una sorta di contenitore tra tutti i siti del Cagliari di quelle che sono le varie notizie. Io non so nemmeno bene come intitolerò il video, però quello che ho letto a me lascia molto, ma molto amaro in bocca. Siamo praticamente a 2 minuti di video, ancora non vi ho fatto vedere di cosa sto parlando. Adesso vi ci porto. L'articolo incriminato è questo qua, che a me viene da ridere, uscito il 1° novembre da Cagliari News 24, come vediamo, e c'è scritto: calciomercato Cagliari, in caso di permanenza in B, possibile colpo dall'Inter. Le cose sbagliate in questo articolo, cioè di cose sbagliate ce ne sono tante, o comunque diciamo moralmente sbagliate. Primo, com'è possibile che già il 1° novembre giri una voce di calciomercato per quanto riguarda l'estate successiva? Secondo, com'è possibile che si studiano sempre colpi dall'Inter? Però questa è una domanda a cui ovviamente tutti sappiamo la risposta. Ovviamente la mia era una domanda abbastanza retorica e sarcastica. Terza domanda: in caso di permanenza in Serie B? Seriamente? E io voglio porre il nocciolo del video su questa cosa, su questa questione, perché io ritengo inammissibile e assurdo che al 1° novembre 2022, ormai oggi è 2, però cioè, il momento in cui registro il video è il 2 novembre, però lasciamo perdere,
tu al 1° novembre 2022 ti stai già studiando un colpo, plausibilmente, nel caso tu non riesca ad andare in Serie A. Allora, magari molti di voi saranno interessati. Il nome è Mulattieri, ok? Mulattieri, che quest'anno è al Frosinone. Allora, io ritengo che sia inammissibile questa come cosa. Perché innanzitutto chi è che ha avuto quest'idea, visto che attualmente non c'è nessun direttore sportivo e l'allenatore è palesemente, secondo me, sulla graticola. Chi è che ha avuto questa brillante idea? Il nome che ci può venire in mente è solo e soltanto uno, anche vista la squadra da cui si andrebbe a prendere Mulattieri. Però ripeto, il nocciolo del video è un altro, perché è inammissibile che tu al 1° novembre 2022 provi a pianificare la prossima stagione puntando palesemente sul fatto che il Cagliari non andrà nemmeno ai playoff, o comunque se andrà ai playoff non arriverà in Serie A. Io capisco il dover e saper programmare per ogni tipo di evenienza. Ci sto, lo tollero. Ma non al 1° novembre 2022. E sicuramente questo cosa mi fa capire? Che la società ci ha palesemente già rinunciato quest'anno. Cioè io con questo capisco che la società quest'anno in realtà non vuole andare in A. Perché se filtrano articoli di questo genere c'è qualcosa che non torna. Non so se il problema sia della fonte di Cagliari News 24, non ne ho idea, me lo auguro vivamente. Però questo è un qualcosa che potrebbe succedere tranquillamente in quel di Cagliari, è quello il problema. Io non so se voi vi rendete conto di quello che abbiamo letto. Cioè abbiamo una società che, lo ribadisco, al 1° novembre 2022 cerca già di progettare la prossima stagione presumendo che non saremo in Serie A, ma di nuovo in Serie B. Quindi questo a me, poi non so voi, ma a me cosa fa capire? Che non hanno nemmeno l'intenzione di provarci quest'anno, manco a far finta di provare a risalire, nemmeno a fare finta. E questa è una cosa drammatica, è veramente drammatica. Ma dove vogliamo andare con questo assetto societario? Dove vogliamo andare con questo presidente? Dove? Che qui se si rimane in Serie B potrebbe diventare un miracolo, se si rimanesse in Serie B. Io non ho parole, non ho veramente parole, ragazzi, perché secondo me notizie di questo genere fanno male all'ambiente, fanno male a noi. Se è vero, ne mina ancora di più la credibilità, che è già poca, della società. E soprattutto fa ridere perché la notizia è uscita in un momento in cui la società è a pezzi, perché due pedine importantissime sono andate via di recente. Cioè, ma se Capozucca non c'è, il direttore sportivo è andato via, e il direttore generale, che è praticamente il braccio destro di Giulini, ovvero Passetti, è andato via. Di chi è stata quest'idea? E questa è un'ulteriore riprova che noi a Cagliari abbiamo il capo e il padrone. Non c'è da fare, non si scappa da questa cosa, non si scappa. Quindi bisogna fare in modo di invertire questa cosa, di cercare di metterci la parola fine sopra, perché così non si può più andare avanti. Non si può andare avanti con una persona al comando di una società che è l'8ª squadra con numero di tifosi in Italia dopo le più grandi, di prendere per il culo
ogni persona che ama il Cagliari. Non si può e non si deve fare. Ecco a cosa mi riferisco, a cosa mi riferivo io quando dicevo che forse anche noi tifosi abbiamo una parte di colpe. Io sono d'accordo su tutte le idee che si possono esprimere per creare problematiche e palesare il nostro dissenso. Però bisogna attuarle, bisogna veramente attuarle, perché io non vi nego che molte volte sono stato vicino, per esempio, a creare delle petizioni su change.org per far mandare via il presidente, però poi mi ricordavo che comunque quelle petizioni non servono a un emerito cazzo, non valgono niente, e quindi non le ho mai fatte. Però se c'è un qualcuno che le fa o che ha intenzione di crearla magari al posto mio, perché io tanto già so che pure se viene creata non cambia niente, però se qualcuno ci vuole perdere tempo a crearle, lo faccia. Cerchiamo di fare qualsiasi cosa che possa permettere al presidente attuale di andare via, perché così la situazione è inammissibile. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.